L'accusa è di far parte dei clan mafiosi della provincia di Trapani. 12 persone sono state arrestate dalla polizia nell'operazione antimafia Crimiso. I provvedimenti emessi dal GIP di Palermo Luigi Petrucci su richiesta del procuratore aggiunto della DDA Maria Teresa Principato e dei sostituti Paolo Guido, Carlo Marzella e Pierangelo Padova sono stati eseguiti dalla squadra mobile di Trapani e dalla sezione criminalità organizzata in Sicilia a Castellammare del Golfo, Alcamo, Calatafimi e Vita e in Lombardia a Milano a Sesto San Giovanni. Associazione mafiosa, estorsione, incendio, violazione di domicilio e violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale, le accuse contestate a vario titolo. Sono state effettuate perquisizioni domiciliari a carico degli arrestati e di altri 15 indagati in stato di libertà, cui è stata notificata informazione di garanzia. Tra questi un immobiliarista e un titolare di uno studio di progettazione che è anche consigliere comunale di Castellammare del Golfo. I due avrebbero consentito delle riunioni dei mafiosi presso i loro esercizi. Gli arrestati sono Antonino Bonura, imprenditore alcamese di 49 anni e residente a Sesto San Giovanni, pregiudicato per mafia, Antonino Bosco, pregiudicato mafioso di Castellammare del Golfo, detenuto all'ergastolo, Vincenzo Bosco, operaio di 49 anni, Sebastiano Bussa, pregiudicato di 38, Vincenzo Campo, procacciatore d'affari pregiudicato, Michele Sottile, 50 anni, pregiudicato. L'indagine ha fatto luce su una spaccatura apertasi all'interno della famiglia mafiosa di Castellammare del Golfo dopo gli arresti dei vertici alcuni anni fa nelle operazioni Tempesta 1 e 2, una spaccatura che secondo gli inquirenti poteva portare a una vera e propria faida interna alle cosche di Alcamo e Castellammare. Un gruppo legato a Diego Ruggeri, rampollo di una famiglia mafiosa sotto l'egida più autorevole Antonino Bonura, reggente del clan di Alcamo, aveva intrapreso alcune estorsioni ai danni di operatori economici castellammaresi senza il consenso di Michele Sottile, uomo d'onore di Castellammare, che per anzianità anagrafica riteneva di dover capeggiare la cosca locale. Gli artriti tra i due, sostiene la polizia, potevano sfociare in una vera e propria faida. Per appianare le divergenze, Bonura assieme a Rosario Leo, affiliato alla famiglia mafiosa di Vita, aveva convocato un summit dei clan di Alcamo, Castellammare e Calatafimi in aperta campagna per appianare le divergenze. Questa riunione è stata intercettata dagli investigatori che hanno così compreso quel che si muoveva nel contesto mafioso provinciale. Le indagini hanno fatto chiarezza anche su una serie di estorsioni e incendi ai danni del ristorante Gestamare, dei bar Vogue, la Sorgente di Castellammare del Golfo, di vari imprenditori, di un dentista, delle ditte Promedil e Fratelli Tamburello, esecutrici dei lavori appaltati dal comune di Castellammare del Golfo per la riqualificazione urbana e il ripristino dell'antica pavimentazione del centro storico. Oltre al regolare pagamento di somme di denaro, alle vittime veniva imposto di assumere parenti degli indagati o di fornire prestazioni professionali gratis. Quest'ultimo è il caso di un dentista.